Carissimi amici, oggi è il lunedì 24 gennaio, ore 17.04. Siamo arrivati alla 10ª puntata di Che calcio che fa. Gli ospiti che vengono invitati in trasmissione sono molto gentili, ovviamente, a partecipare a quest'oretta comunque divertente, leggera, parlando di calcio a tutto tondo. Poi il nostro ospite di oggi ne ha molto da dire perché appartiene anche dal punto di vista lavorativo a una grandissima azienda, lo sveleremo dopo. E abbiamo da ricordare che calcio che fa va in onda sulle pagine, tra cui quella più importante, quella di Silver Music Radio, e poi anche tutte le altre pagine collegate dei vari profili che appunto sono collegati. Ricordo sempre che noi abbiamo un punto di incontro da un punto di vista editoriale verso metà della trasmissione. Faccio riferimento anche per rilanciare le altre due iniziative che io personalmente porto avanti, che sono quelle appunto di Equilibri al martedì sempre alle ore 17 e di giovedì di Diretta Libro, e si appoggia su un piccolo network che è questo di Mondadori Bookstore, Acqui Terme, Crema, Genoa, Sessi Ponente, Loano, Sessi Levante, Trento e Varese. Abbiamo quindi la possibilità di poter presentare qualche libro riguardante il calcio, e dopo vi farò vedere in anticipazione appunto il libro che andremo a presentare, che riguarda il calcio di un grande capitano di una grande squadra di calcio. Lo vedremo dopo con il nostro ospite, e poi abbiamo ovviamente, dopo aver parlato di Silver Music Radio, lo vediamo qua il logo, silvermusicradio.it, abbiamo anche il nostro momento di beneficenza, un'associazione che conosco da tanti anni, molto molto interessante per il percorso che stanno ovviamente facendo, ed è questa: Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-emma.it. Unisciti alla campagna ogni giorno per Emma, perché c'è ovviamente bisogno di risorse per la ricerca, specie se poi le malattie sono delle malattie rare, come in questo caso. Bene, a questo punto non mi resta che altro che ovviamente invitare il nostro ospite, il nostro amico. Ho il piacere di rivedere, dopo che l'ultima volta ci siamo visti a una mostra di fotografie, e sui social sono andati in giro, è andato in giro proprio quelle immagini lì, il nostro caro amico Stefano Melegari. Ciao Stefano. Non ti sento. È colpa mia, avevo cercato di non mettere subito l'audio. Perfetto. Era un'altra epoca, era un'altra vita, era un'altra Hai ragione, porca eh, miseria, hai eh, perfettamente ragione, perché sono era a passati 2 gennaio, era tipo il 20 gennaio, circa 2 anni fa, e dopo ci siamo in qualche modo intristiti richiudendoci nelle nostre case. Vabbè, speriamo che le cose possano cambiare. sì Magari ne dai, parleremo anche più avanti, anche perché poi tu, essendo caporedattore sport di Panini SPA, ad un certo punto non puoi non avere un collegamento con l'odore dell'erba tagliata di un campo di calcio, perché se dopo alla fine noi non abbiamo le partite di calcio, al di là che diventiamo tutti matti, ma anche a livello professionale non si va avanti. sicuramente, ma, già ieri sera poi alla fine della partita, i commenti erano tutti intristiti dal vedere una partita come doveva essere Milan-Juventus, che comunque è una partita di cartello con spalti vuoti. È stato fatto un passo indietro in un di qualche mese, ed è stato sembrava tutto normale e siamo ritornati indietro. È vero, è Questo vero. elastico è un po' sfinente. Però noi siamo fatti un po' così, e vediamo che da altre parti azzardano un po'. In Inghilterra Premiership se ne fregano abbastanza bellamente, tu li vedi e gli stadi sono credo pieni quasi alla totalità, mascherina non mascherina, anzi la maggior parte non ha le mascherine, e tra un po' vogliono uscire loro da questa situazione. Vuol dire che forse qualche spiraglio magari c'è. Senti, hai già anticipato la partita di ieri, non possiamo non portare avanti questo concetto. Era un incontro tra una squadra che doveva recuperare dei punti, tutte e due, Tutte e 2, ovviamente, no, non tutte e due, cominciamo. ma in particolar modo il Milan per cercare di rimanere affrancato, ma comunque in ogni caso lo è, perché comunque i punti, diciamo, che possono essere 4 potrebbero diventare 7, ma potrebbero rimanere 4, con il derby di mezzo, insomma siamo sempre lì. Era più che altro la Juventus effettivamente che
ha iniziato questa lunga rincorsa e ti faccio subito una domanda: rientra la Juventus in un concetto di primissime posizioni? Non di Allora piazzamento CL, Champions League. allora, visto lo score finale di ieri sera, che hanno 0 tiri nello specchio della porta, mi sembra un po' difficile. Gli manca gli mancano quei gol che hanno perso con il mercato estivo di quell'anziano giocatore che dicevano portasse ha portato solo disgrazia a loro, però portava anche tanti gol e gli ha permesso di vincere credo 3 campionati su 2 quando c'era Ronaldo, e non Beh, sono riusciti a tappare quel buco. È evidente che una perdita del genere, poi soprattutto a pochi giorni dall'inizio, cioè anzi con il campionato ha iniziato. già iniziato, diventava un grosso è diventato un grosso problema per loro. E ieri lo hai visto, hanno palleggiato bene. Stamattina è stata divertente perché c'è un collega appena entrato in ufficio mi ha detto, che è un collega che ha la tua stessa fede calcistica. Mi ha chiesto: Io "Ma". non ho fede. No, va bene, okay, no, faccio finta di niente, non ti preoccupare. Vai. Mi ha chiesto, ma quanto prende Allegri? Perché se avessero preso, Sonetti, parlando di gente che come noi conosce il calcio, 300.000 € gli faceva lo stesso tipo di gioco, cioè giocano Beh, bene, palleggiano bene, però han giocato in contropiede puro, cioè è Beh, vero che anche il questo Milan non è. questo sul discorso del contropiede puro, 'sta cosa qua io ti fermo perché io sono per il calcio italiano Sì, sì, no. all'italiana e quindi ci sta il discorso, non No, è no. avvilente, ci sta in un No, 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 momento no, del no, no. genere giocare diciamo di rimessa, perché loro devono recuperare. Probabilmente se fanno gli scontri diretti non riescono a rosicchiare, non riescono a risalire. Esatto, Eh, è proprio lì che volevo arrivare. Poi alla fine loro devono risalire, hanno questa necessità. Hanno fatto punti giusti, perché nelle ultime 6 partite credo che abbiano preso 3 o 4 gol, non di più, e si vede che Sì, lì si sono assestati. hanno un filotto di 4 o 5 partite e 2 pareggi nelle ultime 6 o 7 credo, una cosa del genere. Esattamente. Vediamo un attimo la classifica, tanto così andiamo subito a vedere questo. La classifica che quindi, la andiamo a vedere, la Juventus, eccola lì che c'ha il filotto, ha le ultime 5 partite, 2 pareggi, 3 vittorie, ma aveva già vinto anche in precedenza. Andiamo a vedere il dato che è questo, Juventus, insomma la differenza la vediamo proprio qua, no? Con i gol fatti e i gol subiti, quindi a 34 contro c'è già una bella differenza con la stessa Con Milan, lo stesso Milan, sì, lo col stesso Napoli Milan, che quindi sono certo, comunque quindi una è lì. decina di gol in meno rispetto all'Atalanta stessa, eh. Si tengono a galla con la difesa che è quella dell'Inter, del Napoli rimane sempre la prima, la seconda dell'Inter un 17 e poi la terza è Torino e Juventus con 21 e anche lì è una squadra ostica il Torino da incontrare. Quindi ha basato probabilmente con lo tsunami grandissime scelte sbagliate probabilmente negli anni. Tu dici di Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo comunque sposta mostruosamente gli equilibri, quindi ha creato uno spostamento e non hanno probabilmente pensato di in qualche modo di attutire l'eventuale appunto partenza, come dicevi tu. E Eh, adesso ci vuole uno che è un pragmatico, lui è un vero pragmatico e quindi sì, vabbè, sì, Nedo ma non è un Sonetti sì, sì, poteva no, andar io lo via. dicevo perché, il tanto vituperato contropiede, cioè magari te lo aspetti giustamente. È vero che come dici tu, la Juve deve recuperare, quindi lui Sì. è un pragmatico, Allegri è un pragmatico. Fa il punto, va a fare il Esatto, punto, va a fare il va a punto fare il possibilmente punto. vincere. Sì, esatto. Ecco. Però ti aspetti, visto che stava era nella logica che non potessero sempre vincere ogni anno. Però questo scollamento, È questo ques stato poco prevedibile, poi c'è stata anche la pandemia che ha quindi sì, 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 scombussolato ovviamente. sicuramente. Sono stati fatti Torniamo sul eh, Milan Stefano, che ti è più consono. Vedo qua un'inquadratura, la vedi, Tonali e Locatelli. Locatelli è andato a un brutto voto, Tonali un ottimo voto. Devo dire la verità che Locatelli l'ho visto un po' migliorato rispetto alle ultime, partite. Tonali
A me sembra in certi momenti Tonali quasi più un Gattuso che un giocatore da costruzione di gioco. Sì, però, ti dico che rispetto a Gattuso è molto più dominante. È dominante, da un punto di vista non solo fisico, ma anche di impostazione del gioco. È sempre lì che frange i flutti, però ci sono momenti in cui, riesce a dettare i tempi in una maniera, importante. Ha più giro palla, Ha più giro indubbiamente. palla, ha piedi decisamente migliori, non me ne voglia Rino, però ed è poi è cresciuto veramente in una maniera tremenda nell'ultimo anno. Lo diceva Pioli all'inizio della stagione che, si è ritrovato con 3 o 4 giocatori che erano cambiati nel giro di 1 mese e mezzo, cioè avevano fatto quel piccolo salto di qualità. E, credo che, anche la volontà che ha avuto il giocatore di voler tornare al Milan a tutti i costi per dimostrare, tagliandosi anche l'ingaggio in un momento in cui comunque lo vediamo, ci sono le Segnale dichiarazioni. positivo. Sì, è un segnale positivo. Poi, è in linea con quello che chiedono anche le società, perché ci sono le dichiarazioni di oggi dell'amministratore delegato della Lega Calcio che chiede ai giocatori di tagliarsi una mensilità per cercare di dare una mano alle squadre, che è giusto, perché mi sembra Certo, giusto. sì. A me fa un po' sorridere quando ci sono queste richieste di ingaggi, raddoppiare gli ingaggi. Non si rendono conto o non ci si rende conto, alcuni addetti ai lavori, che le società stanno facendo veramente fatica. Questo il Milan in questo è stato bravo e campione da questo punto di vista perché ha bloccato delle derive un po' negative, un po' perché probabilmente non ce l'avrebbe fatta anche da un punto di vista proprio di bilancio, ma quando hai una sirena come Donnarumma, una sirena Oltralpe che gli danno tutti quei soldi lì, è logico che se non ci stai Devi più dietro, pazienza. devi fare questa scelta, assolutamente. Poi magari ci rimetti perché ci perdi il possibile, introito per un trasferimento. Però a un certo punto devi anche fare delle cioè siamo in un momento storico in cui devi fare delle scelte, e le Se scelte per far sopravvivere il movimento devono essere dolorose, devono essere quelle che tutti si tagliano qualche cosa, e purtroppo i protagonisti sono i primi, anche se ai protagonisti, va detto, viene chiesto veramente tanto, perché le ultime 2, 3 settimane lo testimoniano, cioè stanno giocando via via sempre di più e le sì. prestazioni ne risentono. Calendario, campo, eccetera, Del eccetera, campo non sappiamo. vorrei parlare, Senti, c'è un discorso, non è che voglio far polemica, non è la logica della nostra trasmissione, però per esempio oggi sulla Gazzetta c'era questa dichiarazione Sacchi, Milan, che involuzione i giocatori hanno perso il senso della modestia. Sinceramente mi sembra un po' ingeneroso perché fino a poco tempo fa non erano quindi immodesti, erano dei giocatori che andavano bene. È un discorso probabilmente o di limite oppure di preparazione oppure di infortunati, di un insieme di cose. Quindi non si può dire che c'è mancato il giocatore perché sono poco umili. No, no, sicuramente. Guarda, io credo che, soprattutto in questa settimana, la sconfitta con lo Spezia, che sicuramente è frutto di una prestazione non particolarmente brillante del Milan, però, bene o male la stavano per portare a casa, e poi è successo l'imprevedibile. Ma capita, avrebbero avuto comunque subito dopo la pausa 4 vittorie. Infatti ieri sera Pioli, dopo la partita, si lamentava del fatto che il bicchiere è mezzo vuoto, ma per la sconfitta di 7 giorni fa, quella con lo Spezia. Adesso come adesso mi sembra che il Milan stia marciando abbastanza bene, ma abbia avuto anche tante emergenze, perché, da questo punto di vista, sai, ti mancano i 2, hai giocato, con tutto il rispetto, lo dico sempre, è sottointeso, ma sai, i 2 centrali di difesa, Kalulu e Gabbia, sono di un altro livello rispetto a quello che ti Ovvio. possono dare Tomori, piuttosto che anche Romagnoli, perché ieri sera Romagnoli è stato uno dei migliori in campo, e serve comunque un giocatore di quel genere, se è vero che poi anche la Juve lo sta cercando, perché anche lui è in scadenza di Mi sa contratto, che perché proprio siamo mi lì, sa che andrà cioè lì, eh.
può darsi, ma o poi magari è uno che si ravvede e vuole e cerca di gli piace il progetto, perché poi alla fine magari quello che ha fatto Tonali, tornando alla foto che m'hai fatto vedere Sì. prima, è proprio quello. Lui ha creduto in il fatto di essere tifoso sicuramente lo ha aiutato, però poteva cercarsi un ingaggio da qualche altra A parte, me c'era il sembra rischio. che scusami, a me sembra che da un punto di Figurati. vista fisico Tonali mi sembra proprio un giocatore completamente rinato, Sì, sì. è tosto, un giocatore non mette sempre la gamba, un giocatore lo vedi, anticipa, fa sportellate, quindi ha voglia di giocare. Questo No, no, è lo si è vero. visto, quindi probabilmente è stata un'ottima scelta. Quindi un insieme di situazioni, un insieme di valutazioni che sono state fatte dal team dirigenziale, da lo stesso Stefano Pioli, che basta, non c'è niente da fare, basta un risultato negativo, E l'asino ti è quello fa in panchina, è sì, sì, sempre sì, così, sì, e sì. invece è sbagliatissimo. No, no, Ehm, infatti è sbagliato. Senti, io però ho visto il Milan con poche soluzioni davanti, non mi è piaciuto molto il davanti, ma come sostanza di squadra l'ho vista molto tosta, perché di fronte aveva una squadra che comunque, come dici tu, si è chiusa, è andata via in contropiede con l'agilità, la velocità di un Dybala, di un Morata, poi dopo ha messo anche Kulusevski, quindi giocatori che dopo vanno nello spazio. Quindi ci sta un discorso del genere, non è che ha concesso completamente per giocare in contropiede, e anche il Milan che subito era pronto a ripartire, però si infrangeva sulla tre quarti. Eh sì, c'è questo momento di involuzione. Sicuramente il fatto di aver perso un po' di smalto davanti, Brahim Diaz, ieri sera Messias era abbastanza spento, che era uno che aveva dato nelle settimane scorse qualche passaggio in più, Saelemaekers che è entrato dopo, che ha fatto un po' fatica, e poi manca un riferimento vero. Io non s Ci manca la punta, nel senso che Ibrahimovic ci risolve un sacco di problemi, però, se dietro non giri mai, cioè non riesci a trovare delle soluzioni. È dietro che devono trovare delle soluzioni, qualche cosa, perché magari la punta ti fa giocare bene, ti si muove, ma se non gli dai mai la palla in profondità, l'unica Non palla che abbiamo dato potrebbe in profondità. Non potrebbe essere il caso, perché la punta bene o male, che sia Giroud, sia Ibrahimovic, al di là del fatto che Ibrahimovic trovo che per l'anno prossimo, non lo so, lo puoi rinnovare il contratto ancora ulteriormente, ma devi pensare, altrimenti ti No, avviti sicuramente. su questa situazione, devi trovare uno No. nuovo, e Sì, sì, quello nuovo sicuro. dopo lo vediamo, lo andiamo a vedere. Quello che voglio dire è che però arrivato a un certo punto forse ci dovrebbe essere fatto l'anno prossimo uno sforzo nel migliorare i 3 che stanno a ridosso della punta. Sì, sì, sicuramente Cioè in se questo tu momen riesci, se sei contento di Brahim Diaz lo tieni, però gli altri 2 devono essere Leao, ci sta, però magari incominci a pensare forse a a qualche qualche giocatore alternativa. Sì, più sì. importante, ecco, che Sì, possa sì, sì, essere sì. Saelemaekers, che non debba essere Saelemaekers o Castillejo o Krunic, che No, devi all'occorrenza dare hanno fatto il loro lavoro. ma devi sicuramente alzare il livello di qualità, questo è indubbio, perché se no, l'anno scorso aveva finito molto bene Brahim Diaz, aveva cominciato molto bene e poi dopo il Covid gli ha cambiato un Sì. attimo la stagione. Anche questi sono fattori che influiscono, ma sicuramente qualche cosa lì dietro, cioè lì in quella striscia In quella lì zona è da lì, cam perché è sì, lì che sì, devi inventare, a meno che non sì, sì, trovi poi il decisamente. centravantone che, sia incredibile. Allora andiamo a vedere un attimo questo, giocatore. Adesso io sono andato a vedere, aspetta che lo devo andare a recuperare sull'altro computer, e quindi vediamo un attimo. Sì, sì, perché se lo faccio allora eccolo qua, non l'ho girato sul nostro video, attaccante Stella Rossa nel 2022 gennaio del 2004, quando ha appena compiuto 18 anni. Fisicamente è È esattamente 1,92. è 1,92. Quindi 1,92 il peso, vabbè, insomma, penso che sia un giocatore di una certa stazza, una certa importanza, all'altezza c'è. Non ha ancora ha segnato un solo gol, credo. È un investimento. Secondo te è un investimento? Perché in questo momento qua bisogna comprare qualcuno e vabbè, insomma, magari non si sa mai, sia una situazione
un po' fortunosa che magari ci può portare ad avere un campione in casa. Oppure può essere una situazione tipo Auge, quello dell'anno scorso, che lo prendi a poco e dopo fai una piccola plusvalenza. Sì, Qual è sì, il sì, tuo può darsi. ragionamento? Secondo me è esattamente in linea con quello che hanno fatto fino adesso in società, cioè cercano di trovare dei prospetti, importanti che siano già, non dico affermati, ma che siano sulla via dell'affermazione. E lui è uno di questi, ma non è sicuramente quello che può spostare, anche perché se ti ricordi, cioè lui arriva per sostituire Pellegri, che è un altro Sì, 21enne che ha avuto una serie di problemi e che purtroppo all'inizio di questa stagione di nuovo è caduto ha anche fatto lui di male. nuovo in tutti questi problemi. Però l'idea era più o meno la stessa, fermo restando che ti dovevano fare la differenza i quattro davanti, cioè Leao, Ibrahimovic, Giroud, Leao e Rebic, che sono quelli che fanno il reparto. Su Leao hai tenuto duro e adesso è un Sì. giocatore che, a parte ieri sera che è stato un po' discontinuo effettivamente, però tutte le giocate più importanti sono arrivate da lui. No, no, il giocatore c'è adesso, Sì, sì. Adesso c'è e fa e rende molto. Hai Rebic che è molto indietro e gli altri 2 tra un infortunio e l'altro non riescono a darti quell'apporto che magari servirebbe per cercare di cambiare. Però è sicuramente, come dicevi tu e come dicevo anch'io prima, è dietro che ti manca la qualità per riuscire a inventare, la giocata che ti fa cambiare la partita. Mh. Senti, allora L'hai abbiam parlato di questo giocatore, no, quindi che, certo. arriverà. Facciamo un passo indietro sulla Juventus, parlano di questo giocatore, Mamma, Dusan questo è bravo Vlahovic, forte. alla Juventus. Ecco, qual è il tuo pensiero? Perché io ancora non l'ho inquadrato come giocatore, nel senso che mi sembra un centravanti di una discreta mobilità, abbastanza acrobatico, potente fisicamente, buon tiro di sinistro, abbastanza anche di destro, comunque Sì, un sì, giocatore che si inserisce, però non lo vedo ancora da considerarlo un campione, no, mi no, sembra che no, siano un po', l'abbiano un po' pompato, secondo. sì, forse no, pompato no, credo di No, no, pompato perché magari no, è sbagliato, però forse comunque ingeneroso, però no, forse però, il fatto di fare 20 gol, 20 passa gol con una squadra come la Fiorentina, è vero che magari giocano tutti per te, però qualche cosa di tuo lo metti e si vede che lo vedi nell'atteggiamento e come affronta, come colpisce il pallone. Il pallone lo affronta sempre cattivo, cioè sì, sì, sì. quelli sono i Le segnali di. considerazioni sull'uomo proprio, sul giocatore dici. Esattamente, esattamente. Cioè tu vedi il Suarez dei bei tempi, Sì, o anche adesso, cioè lui quando va a colpire la palla ci va, ma cattivo, ma con il tempo veramente giusto, con il col tempo, tempo ma sì, con la voglia di colpire, cioè lo vedi lì il giocatore, l'atteggiamento è quello che fa la differenza e la differenza è sostanziale. Lui si muove bene, ha fisico, è veloce, ha colpo di testa, è un è un prospetto, siamo lì, gli manca quel salto di qualità, vedere che cosa fa in una grande squadra, in una grande che piazza. pensiero ti sei fatto di un eventuale passaggio? Secondo te può andare alla Juventus in questa Se sessione? Secondo me no, secondo Eh, me è troppo presto. La Juve dovrebbe cedere un giocatore, anche perché la Juve c'ha avuto una raffica di problemi economici e o vende appunto. uno, si fa sempre il nome di De Ligt, che è l'unico che potrebbe portargli, sangue Sì, vivo, sì, certo, sostanza. sostanza vera nelle casse per poterli spendere di là. È vero anche che, se sono vere le cifre, cioè, gli fanno un contratto da 6, 7, 8 milioni a stagione. Ciumbia, ragazzi. Non abbiamo più neanche un'idea di quello che è.
È anche vero che però, al di là della questione economica, giustamente devi cercare di vendere prima di acquistare, però è anche vero che loro sono ridotti male, con Chiesa che si è No, fatto no, male, quello Kean sicuramente. che è un giocatore che non segna, che non è un No, no, grandissimo no. prospetto, ci sta come riserva, Morata tattico, Non è bello a la co vedersi, ma non segna e va via. No, no, infatti, gli manca proprio quella cosa lì, però non come fanno? Mah, o sta lavorando in qualche modo Allegri, che sai che di solito nella seconda parte della stagione di solito mette in campo qualche cosa, qualche idea ce l'ha e lo Sì. vedi l'Higuain arrivato alla Juventus ha fatto 6 mesi gne-gne. Nella seconda parte, nei Io nella se te ne dico un altro, però in eh. questo dovresti aiutarmi tu. Nel 2011 comprate Van Bommel a Mh. gennaio, giusto? E Forse ci anche cambia Nocerino? No, no, Nocerino era arrivato o prima, però Van Cassano? Bommel Chi è che è arrivato a gennaio? Cassano, è arrivato Cassano. Cassano, viene dismesso forse Ronaldinho, Pirlo, no, cioè lui dismette, fa quel cambio tattico, Sì, 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 non è che sì. va via, però No, a quel no. punto lì mette l'argine davanti alla difesa con Van Bommel e andate a vincere il Sono campionato. certo, sono quelle le differenze, cioè quei piccoli dettagli, quegli accadimenti, quel tassello perché giustamente è quello che poi dice anche ieri sera lo diceva Maldini: "Se prendi per prendere, devi prendere qualcosa che ti faccia nella sostanza cambiare". Però se non succede di avere l'occasione giusta, è inutile che tu faccia un acquisto tanto per farlo. Deve essere un qualcosa che ti cambia veramente. Poi questo periodo storico proprio è proprio la situazione è proprio assurda e incredibile. Un acquisto per esempio incredibile, però questo più che altro è una storia, particolare, è questo Mh. giocatore, Christian Eriksen, che va al Brentford, quindi squadra che milita nel campionato della Premier, di Londra. Non so esattamente adesso a che punto di classifica sia, non penso che sia in grandissimo livello, però ricomincia a giocare probabilmente Christian Eriksen. Questo è bello, al tempo stesso mi lascia sempre una paura Anche a me. infinita. Cioè noi critichiamo sempre il nostro paese, però l'attenzione e la Sulla cura che ci salute. sulla salute è prioritaria ed è giusto che sia così, cioè come puoi pensare c'è qualcosa di meccanico in quello che ha dovuto subire, poi voglio dire, poi si guarisce, però mantenere questi sono livelli di la diceva bene una scusa se ma Sì, mi è venuto in mente, lo diceva bene, Ancelotti un po' di tempo fa. Il calciatore non è un atleta sano, cioè è sano ma, sottoposto a degli stress tali per cui poi la salute lo vedi la fatica che fanno a dover recuperare, ehm, a cioè dover tu dici che sempre essere al 100%. e Io, quindi avere una problematica di questo tipo, è veramente pericoloso, anche perché poi comunque ha un non lo apparecchio, so, io penso anche a un colpo, a un urto, una qualsiasi cosa, qualsiasi anche cosa, speriamo di no, a ma no che no un'ipotesi di recidiva, ecco. Quindi il Brentford comunque è 14° posto, quindi una buona posizione, ha esattamente 23 punti ed è a 8 punti dal Newcastle che è la terzultima che potrebbe andare sarebbe incredibile il nel Newcastle girone che è la inferiore. squadra è diventata la squadra più ricca del mondo, che vanno in seconda serie. Vabbè, quindi queste sono le anomalie di quel calcio. Poi non vabbè, magari ne parleremo dopo. Senti, siamo arrivati alla mezz'ora, l'abbiamo anche superata. Parliamo un po' di editoria e nel frattempo andiamo subito a salutare, vabbè, saluto il buon pomeriggio a te, Fulvio, al tuo ospite Biagio Castagna che è
radio commentatore del web per l'Inter, quindi lui ogni tanto su Facebook sempre fa le partite dell'Inter e quindi si collega. E poi abbiamo invece Luigi Guelpa, il grande Luigi del giornale, che dice 1972-73, 1976-77 il migliore figo della storia Parini, e questo chiedo a te conferma, a meno che sia un discorso solo prettamente romantico da parte di Luigi, e entriamo nel mondo Panini. No, allora sull'ultimo saluto Biagio, nonostante sia interista, no scherzo, ovviamente è uno scherzo, la mettiamo sempre sullo scherzo. Certo, ci prendiamo in giro. Luigi, mi permetto di chiamarlo solo Luigi, lo so, è anche un assist per parlare di quello che abbiamo fatto quest'anno. Erano le figurine che non erano solo il faccione, come si dice, il mezzo busto, ma avevano sia la faccia che l'azione del giocatore. Me le ricordo anch'io, erano quelle con cui ho giocato con maggiore divertimento, e quest'anno abbiamo rispolverato qualcosa di simile per la calciatura. Facciamole vedere, visto che tu hai Allora, tutto. vediamo. Io c'ho tutto, ho la bustina, anzi Dopo la faccio vedere l'apriamo? così perché sennò dopo la apro, ma intanto la faccio vedere subito. Perché sennò, allora, Bremer, questo lo prendiamo noi. Bellissima questa. Opla. Vedi? Eccolo, perfetto. Aspetta. Op. Eccoci qua. Sono qua, poi abbiamo un po' di Ternana. Vediamo Eccoli. la Ternana. E i colori sempre quelli, bellissimo, eccolo. Abbiamo un bel giovane Ricci dell'Empoli. Ecco. Ho un po' di Ecco gli stick, no, le stick, gli scudetti della Serie C. Fantastico. Oh, neanche a farlo apposta. Guarda un po'. Ibra. Vabbè, qua chiudiamo la trasmissione. Vedi, vabbè, ok, sono rimasto da solo, posso tranquillamente proseguire da solo. Vai. È così, abbiamo Senti, voluto... non hai l'album anche? Non ce l'hai? Certo, eccolo qua. Pronti? Eccolo, bellissimo. Beh, bella anche come colori e tutto. È un La nazionale, omaggio, l'azzurro nazionale. sì, è un omaggio a quello che doveva essere che è stato la nostra estate divertentissima, piena di significati all'europeo, perché visto che se no poi dopo te ne vai e sei l'ospite, allora apro questa pagina qua, subito, va bene. Va bene? No, Un po' non meglio? vedo. Va bene, questo va bene, dai. Questo adesso Ok, mi sposto un po' di qua. un omaggio, grazie. Senti qua, Prego. vabbè, dai, qua abbiamo invece un nostro amico comune, eccolo qua, Gianni Bellini. Vabbè, il Un Deus ex abbraccio a machina voi. dei collezionisti. Gianni è uno dei più grandi, se non il più grande collezionista di figurine del mondo, ormai No. riconosciuto, lo cercano da ogni lato del mondo, perché lui ha una passione vera, ha un archivio infinito e una moglie che gli vuole molto bene, perché non so che cosa possa sopportare. L'aveva anche detto, me l'aveva anche detto questo, perché indubbiamente, però veramente ha una passione pazzesca, anche perché poi una cosa che mi aveva abbastanza sconvolto quando la prima volta lo ebbi in trasmissione in radio, disse: io 1 o 2 volte all'anno deve girare tutti gli album, li deve girare. Ed è un lavoro, deve essere un lavoro. Poi adesso, all'epoca ne aveva più di 3.000, credo che siano probabilmente raddoppiati. Sì, ma può darsi, ma è un lavoro, è un po' come il parmigiano, che devi Sì, girare tutte le certo, bottiglie di vino, le devi girare, devi fare... certo. È Beh, così, perché giustamente è una passione. la carta ha bisogno di essere curata. Viva Dio, ancora in grande auge la carta, e chi ha una passione come la sua sa che deve essere coccolata, sempre Senti, coccolata. parli di una cosa di carta, la carta, effettivamente io poi tratto ultimamente molto le presentazioni di libri, e quindi la carta la trovo veramente ancora bella, un po' perché nella mia vita professionale ho avuto a che fare con le tipografie, lavorando nella comunicazione. Anche quando c'è un libro di carta patinata mi piace proprio il profumo, no, della carta, no? Quindi adesso stiamo entrando in questo nuovo mondo del metaverso.
questo nuovo mondo alternativo digitale, dovremmo andare a ipotizzare un qualcosa del genere anche a livello di passione di figurine in un altro modo? Cioè Io credo che state le già 2 ragionando in questi termini, perché ci ormai le abbiamo aziende già si stanno muovendo. ma ci abbiamo già ragionato, proprio con Certo, l'album di quest'anno c'è un'iniziativa dedicata alla serie C. Alla serie C ci sono nelle bustine ci sono dei codici, che ti servono per comprare, sì, si fa per dire, 5 figurine digitali proprio della serie C e poi dopo alla fine hai il tuo album digitale con tutti i faccini di tutti i giocatori della serie C, che è una cosa esagerata e alla fine, te li puoi fare anche mandare stampati. Per pensa, cui, ci si io deve credo che muovere. ci si deve muovere, ma credo che i 2 mondi si possano toccare, possano continuare a toccarsi e a convivere, perché, il mondo per fortuna va sempre avanti, non rimane mai fermo, non e qualsiasi innovazione non la devi vedere come un qualcosa che toglie a qualcos'altro, ma che può arricchire quello che c'è già. Io almeno sono di questa, Beh, questo è un bel convinzione. ragionamento positivo. La gente ha un po' paura ancora, un po' perché siamo stati abbastanza centrifugati negli ultimi 2 anni per tanti motivi, no, per un Beh, po' sai, non ci siamo potuti muovere di casa, non ci esatto. siamo potuti qual era l'unica possibilità? O di collegarsi e avere delle informazioni, ma tu sai, che, quanto successo hanno avuto i nostri fumetti ancora nelle vendite con questa pandemia? Cioè c'è stato anche una spinta forte anche da Sì. questo punto di vista. Vuol dire che e anche le librerie non sono rimaste ferme, sono No, andate avanti, hanno hanno funzionato. funzionato. Sì. Io sono il primo perché, mio papà era uno scrittore e io sono cresciuto con la carta. Per me la carta è un elemento essenziale, che fa parte dell'arredamento di casa e anche lì mia moglie è una santa. Ehm, però 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 cioè c'è bisogno anche di riuscire a veicolare queste cose qui. È vero, i negozi online sono un danno, ma le librerie non muoiono, perché comunque chi come me, come te, ma anche basta insegnarlo ai ragazzi. I ragazzi non sono così fissati come uno crede. Sei tu che devi dargli degli input, sei tu che devi Questo di stimolarli. sicuro. Diciamo che le colpe non sono mai degli ultimi arrivati, ecco. No, Se no, ci son no, delle assolutamente. colpe, le colpe sono al limite di chi, Sì, deve insegnare o trasmettere delle cose ovviamente importanti. Beh, insomma, Panini è passione da questo è una punto passione. di vista. C'è Luigi che si inserisce di nuovo, eccolo qua. La figura più incredibile della storia Panini per me è quella di Angelo Colombo, portiere Verona del Sembra un'aggressione in 72-73, piena sembra regola. un'aggressione in piena regola. Averlo Ehm saputo le avrei tirate fuori quegli Non album lì, ce riesco a li ho tutti. recuperarlo. Vediamo se Angelo Colombo, Angelo vediamo. Colombo era un portiere con i capelli bianchi che Bianchi, nella mia testa era un anche anziano opinionista TV, ah sì, allora l'ho sì, perso. Però per me era sono delle icone, quelle in quella collezione del '72 e del '73 '73 ci sono delle foto straordinarie, cioè c'è un Rivera che non mi ricordo se era quello del '75, '76, un Rivera che dribbla un giocatore dell'Atalanta, credo che sia il secondo portiere della Juve era Piloni, ehm, mamma mia, è vero, è che vero. si vede che è una foto perché non giocava mai, ovviamente, perché Zoff guai se saltava una partita. Gli fanno fare una foto e c'è lui che fa una parata con dietro il muro del campo di allenamento sporco, proprio si vede che è un campo Però vissuto. era un'idea, pazzesca questa, di entrare, Sì, vabbè, sì. non c'era
non c'era il digitale, non c'era la possibilità del video, eccetera, eccetera. Adesso comunque vedo se riesco a fare l'upload perché l'ho trovata. Ha ragione, comunque Luigi, è un'aggressione vera, bella e buona. Vediamo di riuscire a fare l'upload. Eccolo velocissimo. SSS. Eccola qua. Un attimo di tempo, il tempo, eccolo qua, eccola. Eh sì, è vero, vedi? Aspetta che tolgo il commento. Vedi i capelli bianchi, Esatto, e lui è a e la terra palla con l'ha persa, perché la vedi che sbuca da dietro la sua schiena. qua è Verona, era andato già al Verona. Verona-Bologna, Verona-Bologna. Verona-Bologna e quello mi sembra Marino Perani e poi c'è la gamba Sembrerebbe di qualcun Perani. altro. Come? Sì, sembrerebbe Perani. Non so Perani, se quello esatto. lì in piedi del Verona potrebbe essere Battistoni, quello che poi è Lo andato alla Roma, stopper, ma lo stopper Battistoni, è vero, è può vero. essere. Poi magari dico una fesseria, però così fisicamente mi parrebbe lui. Poi dopo lo andiamo a Okay. controllare, Però era bella quest'idea, squadra di appartenenza, la fotografia del giocatore e una situazione di gioco che in qualche modo personalizzava ovviamente la bravura anche, no, sublimava la bravura del giocatore in quel momento, lì. Abbiamo i commenti, Nestore Del Boccio, vabbè, ricordo un amico che non trovava il Pizzaballa, lo sappiamo, fu uno juventino che mi fece vedere una figurina di Parola, ma io piccolino amai l'Inter, vabbè, perché lui dice che ricordo le figurine degli anni 50 che ancora non erano panini, ovviamente non erano c'erano Panini. non erano Panini la sua storia l'ha cominciata nel 1961, con quest'anno è il 61esimo anno di vita e siamo lì, cioè eh sì, Bruno abbiamo Bolchi, Bruno Bolchi. Bruno Bolchi è la prima figurina creata all'interno dei nostri album dai fratelli Panini. Proprio Dai la prima fratelli, fisicamente la fatta. prima fisicamente che è uscita. Va bene, allora andiamo avanti invece su altri discorsi. Dunque, vediamo appunto, prossimo turno, no, beh, i risultati, vediamo un attimo i risultati Il del prossimo turno non ne parliamo. Perché è allora lontano. è lontano, è lontano. Vabbè dai, abbiamo avuto comunque un Verona-Bologna 2-1, un Genoa-Udinese 0-0, quindi qua il debutto del nuovo allenatore Blessin. Lazio-Atalanta 0-0, Inter-Venezia 2-1, Cagliari-Fiorentina 1-1, Torino-Sassuolo 1-1, Spezia Sampdoria 1-0, Napoli-Salernitana 4-1, Empoli-Roma 2-4 e Milan-Juventus 0-0. Quindi vabbè, ci ritroviamo con qualche piccola, non dico sorpresa, però mi sembra che il Cagliari per esempio incominci leggermente a ingranare dalla Sì. posizione con Mazzarri, dopo avere un po' stentato. Il Genoa ha fatto un pareggio con l'Udinese, Si una sono squadra diciamo inguaiati. scusami, No, prego? no, 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 e si è cioè è sempre più nei guai la Sampdoria ai loro, nonostante il Esatto. cambio, perché lì perdono un derby fondamentale. Motta che sembrava già pronto per essere spedito, e invece con 2 partite si è portato a casa 6 punti con il derby e con il Milan. Importanti, esatto, sono importanti questi punti qua per lo Spezia. Qual è la squadra che in qualche modo ti ha sorpreso, in senso positivo ovviamente, Ma no? a parte il risultato di ieri in cui, sono stati 10 minuti di blackout totale, l'Empoli fino adesso è stato divertente. Il Torino è francamente difficilissimo da affrontare e qui la mano dell'allenatore si è vista, bene e ha fatto un cambio di percorso notevole l'ha fatto il Verona con l'arrivo di Tudor. Di Francesco è sfortunato da morire, non gli danno il tempo di andare Di avanti, dire si di vede. Io ricordo il suo Sassuolo era molto divertente.
Ecco, Dionisi bravo, il Sassuolo bene, il Sta Sassuolo andando una bene bella anche. rogna, un altro ha fatto tanto male al Milan veramente, ma perché ha Senti, giocato cosa ne bene. pensi invece, perché appunto un 2-4, la Roma va a vincere a Empoli, che è sempre l'Empoli è più performante fuori casa che in casa, però al di là di questo la Roma sembra che abbia in qualche modo centrato qualche acquisto interessante, no? Quindi Allora, sembrerebbe. io credo che, il portoghese Sergio Pereira sia un ottimo acquisto, dava veramente un'idea di avergli trovato un po' una quadratura al centrocampo. Perché secondo me comunque, quando, c'è stata alla ripresa il 6 gennaio, Milan-Roma, guardando le 2 squadre in quel momento, la Roma era decisamente superiore come gli 11 che andavano in campo. Poi si perdono, poi chissà che cos'è, io non lo so, hanno dei lì l'ambiente fa la differenza credo, Fosse perché ci ancora una s squadra un po' uno tsunami anche in questo campo. È un po' quello che sta facendo Allegri, no, sì, sì, cercare di rimettere a posto. Infatti andare a prendere dei giocatori adesso è una linfa vitale, secondo il dettami di un allenatore che ha una visione globale, però eredita una squadra ovviamente un po' così da un po' rifondare, così. devi da allora il problema è che non c'è tempo di aspettare, non hai tempo di far aspettare i tuoi tifosi, non hai tempo di far aspettare la società deve guadagnare. E questo è un danno. È vero che magari c'è l'allenatore che non riesce ad andare d'accordo con i giocatori, ma è vero anche che, devi dargli il tempo di lavorare, di cercare di sviluppare le sue idee. Lo Sì, stavi diciamo che dicendo tu prima. il risultato è fondamentale. Sei Sì, sì. d'accordo? Perché questa è una Sì, sì. diatriba che esiste da tempo. Per esempio Sacchi dice: "No, bisogna prima saper giocare bene", Allegri dall'altra parte: "Per me è importante il risultato". Si son scontrati tante volte, ma è un Sì, tema sì. vecchissimo. È vecchio, vecchio, però hai bisogno di conoscere, di capire come chi hai davanti e magari poi ci sono 1.000.000 di fattori, perché se poi hai l'annata in cui la punta, tira a destra e la palla va in porta a sinistra, vuol dire che lì hai risolto metà dei tuoi problemi. E lì, Per c'è un dodicesimo uomo in campo che inizia e per la K, quindi esatto, esatto, e non è una parolaccia e non è una assolutamente. parolaccia. Senti, l'amico c'è Luigi Luigi Guelpa che ci sta seguendo. Abbiamo parlato prima di piloni, giusto? Mh-mh. Guarda cosa ti tira fuori. Visto, cosa t'ho detto? C'è il muro schifoso, È un sporco. muro orrendo, è un È muro un muro proprio orrendo, e però terribile. era quello, era quello. Incobuto, bruttissima come foto, perché poi non è una posizione diciamo Plastica. plastica, no, quindi Però era un portiere vero. Piloni ha sacrificato, credo buona parte della sua carriera dovendo fare il 12° di zoffa. sì, tra Adesso parentesi io me lo ricordo abbastanza ciccioncello, sì, infatti, era un po'. almeno per noi che vabbè, per me più che altro, io sono più anziano rispetto a te, però me lo ricordo con le spalle No, no, abbastanza me lo ricordo morbide, bene. no, Sì. vabbè dai, senti Lui, non vuoi Tancredi, tan Alessandrelli, e quindi ce ne sono una mamma mia, riga. veramente, Zoff, Bodini, tutta quella squadra di quel periodo lì, eh. Prima ancora Agnolin, Eh, c'era negli anni '60 ancora. esatto. Mamma mia quanto sono vecchio. Va bene, andiamo avanti. Allora abbiamo, invece il turno successivo, perché non possiamo non andarlo a vedere un attimo, anche se abbiamo di mezzo la nazionale, ne parliamo anche ovviamente nella parte finale della trasmissione. Abbiamo qui allora prossimo turno Sampdoria-Sassuolo, un Venezia-Napoli, Mh. un Bologna-Empoli, la Salernitana che ospita lo Spezia può andare a fare un bel filotto di altri 3 punti. L'Inter Milan ovviamente, tutto da definire ancora la data, l'orario e tutto. Udinese Torino abbiamo, poi Fiorentina Lazio, Roma Genoa, Juventus Verona e Atalanta Cagliari. Vediamo un attimo, quindi il Napoli va appunto A a Venezia. Venezia. La Ma sai, Juventus incontra il Verona, l'Atalanta incontra il Cagliari in casa. io credo che allora prima di tutto
bisogna vedere chi riuscirà a schierare le formazioni vere, migliori, perché la Salernitana, anche con tutti i problemi, però adesso gliene mancano anche settimana scorsa, erano 9, erano 10 di prima squadra, hanno dovuto far giocare un undicesimo della primavera, cioè Sì. purtroppo questa situazione sanitaria ha falsato molto il campionato. D'altronde bisogna andare avanti e andiamo avanti. Lo stesso Bologna, vedi, lo stesso Bologna ieri ha trovato notevoli difficoltà. A forze complete in campo sono tutte partite divertenti. Juventus-Verona è divertente perché Direi, hai ragione, l'anno infatti. scorso era stata una partita non da poco, avevano preso delle sorbole, no, credo fosse l'andata, non mi ricordo come era andata. No, l'andata hanno perso, ha perso la Juventus, credo di sì col Sì, Verona. forse Ed è una 1-0. bella Sì. partita. Sì. Ehm, il Beh, poi abbiamo Venezia. un Atalanta-Cagliari, E lì l'Atalanta, anche loro, sabato sono riusciti a fare 0 a contati. 0, ed erano stracontati. Stamattina vedevo ancora Muriel, anche lui positivo. E lì non è detto, cioè potrebbe essere che il Cagliari ha preso l'abbrivio e magari riesce ad andare avanti in una striscia positiva. Sono Eh, tutte, Biagio grazie, Castagna ha vinto il Biagio, Verona 2-1 con vedi che doppietta me lo di ric Simeone. esatto, vedi che mi ricordavo bene. E quindi è una partita non così semplice, da che deve prendere con le molle il Senti, e invece il derby di Milano cosa favorita l'Inter, ovviamente, ecco, perché sono primi, perché sono i più forti, perché hanno già sì. vinto, sono lanciati verso la vittoria del secondo scudetto consecutivo, quindi della seconda Che stella, che è sguardo, Stella. hai uno sguardo veramente diabolico proprio, hai uno Proprio sì, sguardo, sì, sì. dovrei fare uno screenshot in questo C'ho proprio qua momento. sotto c'ho la civetta che viene fuori, il gufino, A parte gli però scherzi, hanno no, a parte gli scherzi, adesso vedendo un attimo, non ti sembra che l'Inter comunque, al di là ha del qualcosa di fatto che è più. riuscita a scollinare bene dopo la partenza dei 2 giocatori importanti e anche l'assenza di Eriksen, ha in fin dei conti trovato in Inzaghi un allenatore che è riuscito in una forma anche veloce, no, a sistemare subito questo modulo che poi è un po' un modulo strano, no, non è lo Sì, stesso sì. modulo con cui giocava in parte No, no. nella Lazio. Ha La s questo uomo al centro del cuore, nel cuore diciamo dell'attacco, che è Dzeko, che gira con un Lautaro davanti, ed è il contrario di quello che succedeva l'anno scorso con uno che strappava con le sue progressioni la difesa del pallone come Lukaku, e Lautaro ne Sì, sì. beneficiava. Infatti quest'anno lui segna, Lautaro segna di più, ma gioca di meno. Qual è il tuo Sì, pensiero? io credo che, la capacità di Inzaghi è indubbia. Lo vedi, lo capisci anche dalle dichiarazioni dei giocatori. Anche l'altra sera Dzeko che ha detto che non l'hanno quando gli hanno detto: ma non t'ha sostituito, doveva ma lui capisce di calcio. Uno è vero, ha ragione. La settimana prima o 2 settimane prima Sanchez in Supercoppa ha deciso, e lui è un leone dovrebbe farmi giocare di più, ma mai con intenti polemici, tutti fanno la loro parte. Sì. In questa cosa qui lui deve essere stato bravissimo, perché Sì, poi, ha personalità, fatto, scusami, come Sanchez e Dzeko non sono gli ultimi arrivati nel mondo del calcio, no, quindi no, no, Sanchez certo. si vede che sa giocare molto bene al pallone, è un grandissimo giocatore, quindi purtroppo è in fase calante della sua carriera, però quando tocca quella la palla lo vedi, no, è Ma l'unico che si gira sicuramente. in un fazzoletto in un attimo, di Esattamente, ma perché qui hai capito, secondo me la bravura di questi giocatori è anche capire che che tutti hanno voglia di giocare, ma in questo momento il calcio come è fatto adesso, si può essere importanti giocando un quarto d'ora a partita, 20 minuti a partita, poi è ovvio che hai voglia di giocare sempre. certo. Lo Sta stesso nelle Vidal, lo stesso Vidal che è un giocatore pericolosino, no, molto sanguigno, no, un giocatore che abbiam visto. Esatto, esattamente, ma poi, Inzaghi la vede lunga, e anche qui me lo ricordavano stamattina, ehm,
quando c'è un giocatore che prende un'ammonizione, lui lo lascia in campo un quarto d'ora, poi lo tira fuori, non vuole rischiare, ha capito bene come funziona. Se ha la fortuna, l'altra sera credo che abbia cambiato Bastoni, Bastoni, che esatto, era con Di stato Marco. ammonito, non voleva rischiare, ha messo Di Marco in panchina, lo mette dentro, tanto sei tranquillo, hai la possibilità. In questo la rosa dell'Inter è molto profonda, ha la possibilità di riuscire a cambiare, e soprattutto ha avuto la fortuna in questo periodo di non avere mai tanti infortunati, o è stato, si è anche ben Tutelato preservato anche, si è dal, anche tutelato con dal il punto. vaccini, sì. Anche Esattamente, e questo non questo è dovrebbe essere, lo fondamentale. so che è una cosa, un argomento molto particolare e direi anche stucchevole, però forse a questo punto il comparto avrebbe dovuto dire al tutto il comparto dall'alto: vaccinatevi, fate così, perché comunque in ogni caso, però lì entri in un discorso di libertà personale e non finisce più. Però la libertà personale finisce dove vai a incidere sulla libertà del prossimo, cioè Beh, perché questo, e questa è la logica del vaccino. è così, se no, cioè, voglio dirti, ci sono i bimbi, evviva i bimbi, e qualcuno ne sa qualcosa di bimbi piccoli, dopo pochi mesi fanno un'iniezione esavalente in Sì. cui di qualsiasi cosa, hanno 3 mesi e non ti poni il problema. Adesso siamo tutti capaci di fare delle diagnosi, di capire esattamente che c'è un rischio, una pericolosità, che manca la sperimentazione, insomma è un discorso lungo. Bisogna pensare anche agli altri, cioè io sono stucchevole, sono anziano e penso che uno dei mali veri di questo periodo storico sia l'egoismo, cioè si pensa proprio più a se stessi che agli altri, e invece gli altri sono quelli che fanno anche girare il mondo come lo fai girare tu, e Eh quindi sì, è una società tendente all'individualismo, questo effettivamente lo sappiamo, ma in ogni caso, tornando a bomba, perché voglio mettere in sì, sì, dimmi. vince l'Inter 1-0 con Sì. grande mio disappunto, Gol perché di sono più. Çalhanoğlu? No, quello non me lo puoi fare. Guarda, forse mi farebbe male anche se segnasse lui, che è un ex, Darmian. esatto. Ecco, Ehm, senti una cosa velocissima, poi dimmi. dopo siamo infine, mi piacerebbe parlare ancora 1 ora con te, però vabbè. Non Potrei farti posso. addormentare o fare addormentare quelli che ci ascoltano. No, invece, voglio un po' punzecchiarti, perché stamattina ho visto su Twitter, quindi son considerazioni che lasciano il tempo che trovano, perché sappiamo benissimo ci sono i soliti leoni da tastiera e poi dopo alla fine nella sostanza criticavano tantissimo, Brahim Diaz. Abbiamo parlato di Çalhanoğlu, Brahim Diaz, e quindi è stata fatta una scelta di natura economica, ma anche una scelta tecnica. A me sembra che il giocatore, ne avevamo parlato prima, potrebbe essere sostituito magari con un profilo più performante, però sta facendo bene. Sì, ma il discorso è proprio questo, la decisione di confermarlo è arrivata alla fine dell'anno scorso, dove l'anno scorso ha finito in crescendo, era veramente un fattore, di diversità, di qualità, di imprevedibilità, che dava la manovra, e all'inizio di questa stagione lo è stato tanto quanto. Poi lo ha fermato il Covid, e si vede che il Covid lo ha fermato e gli ha creato qualche problema in più. In più, se, tieni conto che è un giocatore, piccolo, fisicamente, inferiore agli altri, adesso sanno bene, hanno preso le misure, gli hanno preso Sì, le misure, quindi sì. gli giocano appiccicati per non dargli il tempo di girarsi. Ieri ha girato più largo e non ha giocato male, ma gli manca ancora un po' di brillantezza. Però il Milan ci ha creduto e ci ha investito per 2 anni su di lui, Beh, questo perché comunque. è la giusta risposta che dai ai tuoi amici di fede, perché appunto subito pronti a criticare, Ma ovviamente, mi sembra. criticano l'altra volta dopo lo Spezia: abbiamo una rosa che non è all'altezza, che non ave ho capito, ma siamo sempre in emergenza, siamo stati in No, ho capito, emergenza. ma è sempre stata questa squadra anche quando Eh vinceva e faceva sì, il filotto, ma non è infatti che è proprio quello che dicevo, sì, sì, ma è proprio quello che dicevo. Eppure,
Krunic ha fatto bene l'altra volta, la partita con lo Spezia non ha fatto bene, ieri sera ha fatto così così, ma è nel gioco delle cose. Beh, L'allenatore ci insomma, io, crede, lo io- vede e ne sa più di noi comunque. sei soddisfatto comunque di questo Milan in questo momento Io storico? mi diverto, sono 2 anni che mi diverto, che vedo il Milan che, se la gioca alla pari con tutti, perché ci son Allora, la stati seconda, scusami, secondo attacco. esatto. 1, 2, 3, 4 alla quinta difesa, però se è lì praticamente. Sei lì, Ha perso 4 volte, ne ha vinte 15 e pareggiate, insomma è uno score sempre sì, interessante, no, è indubbiamente per essere secondo interessantissimo. in classifica poi. Beh, e se il problema è che l'anno scorso sei arrivato secondo e quest'anno sei ancora secondo. Cioè hai sono 2 anni che viaggi tra il primo e il secondo posto. Poi ci sono stati dei momenti in cui sei arrivato terzo, quarto, perché la distanza era breve. Ma, chi fa il Eh, leone ma da tastiera adesso si dovrebbe ricordare dove eravamo 2 anni fa, 2 anni e esatto, mezzo e fa, questo è il dove discorso che andavamo a prendere gli schiaffi da chiunque, c'è da chiunque. la progettualità, è un po' quello che è già partito, già dall'Inter, perché l'Inter adesso si incensa, ma viene da 4, 5 stagioni, da cui è già partito un po' il punto zero, no, con l'avvento di Spalletti, poi Conte ha dato una grande impostazione, adesso c'è questo cesellatore che è Inzaghi. Credo che il Milan sia forse nel secondo anno di Spalletti concettualmente, Sì, no, giusto, però che sei Spalletti anzi non più arrivava avanti, così in alto. forse più Io mi avanti. ricordo esatto, perché l'Inter di Era Spalletti quarta, aveva più quinta, alti e bassi, non era così alta. Io non è lo so vero. se si è abbassato, sicuramente la Juventus faceva la differenza in quel No, momento, perché non certo, no, è c'erano, chiaro. erano gli unici ad avere la possibilità di investire pesantemente. Poi quando anche gli altri hanno cominciato ad avere la possibilità di investire, le cose si sono più o meno equilibrate, e però sono venute fuori delle scelte interessanti, perché l'Inter è interessante, perché il Milan è interessante, perché il Napoli è interessante, perché l'Atalanta è Eh, interessantissima. indubbiamente è un bel campionato. A È me, io che sono divertente. sempre, difendo sempre i colori italiani perché c'è veramente una deriva negativa sempre nei confronti del nostro campionato. Noi abbiamo il nostro ragione di esistere da un punto di vista proprio tattico poi magari non è spettacolare al massimo, però comunque. È diverso, è un modo di giocare diverso, a noi piace, può non può piacere, non può piacere, ma è indubbiamente, forse c'è un pochino più di solco fra la testa e la coda, forse. Ma se andiamo Però, a vedere, adesso non sì, ho ma infatti controllato. però qui è il discorso, che se qui non giochi al massimo, tutte le partite, lo Spezia viene qui e vince 2-1 Esatto. al 96esimo, perché tutti se la prendono con Kalulu che non tira giù il giocatore, ma io me la prendo di più con Hernandez che non cambia passo e non si dà un'occhiata sulla sua destra per andare a chiudere Gyasi che è lì, perché al 96esimo, se sei un giocatore Chiellini, per dire di uno che Per non è della, esempio, della mia squadra o della squadra di qualcun altro, a caso, non gli fa fare quel movimento lì, certo. gli morde la caviglia, cioè cambia passo, cioè allunga, fa qualsiasi cosa per non andare a permettergli di fare quello che fa, perché lui prende la palla, si allarga e la mette in porta, e lui non ha cambiato mai il passo. Questo è Hernandez, che è uno dei meglio del Milan, poi c'hai gli alti e bassi, e devi accettare anche questo. Senti, ti fermo su questa considerazione perché tanto magari mi piacerebbe rivederti dopo il derby, però Non vabbè. c'è problema, che Ah no, vinca o che perda, il Milan sarà ci diamo sempre qua, appuntamento? ci Ci diamo diamo appuntamento, appuntamento? nessun problema, nessun Sai una problema. cosa, che mi piacerebbe convocare Gianni, no, lo Va devo bene, chiamare, quindi sarebbe carino fare una puntata post derby, quindi anche va per bene, sfiammare qualsiasi risultato. nessun Ehm, problema. Va bene. Allora senti una cosa, invece l'ultima considerazione riguarda questo.
ed è quest'uomo con il suo staff e i giocatori, quindi noi ci ritroviamo a dover organizzare le due partitacce con la Macedonia, se la battiamo, e poi il Portogallo per accedere ai mondiali, con uomini in attacco, dove c'è, quando viene a mancare Immobile, e mancava Immobile, quando gioca Immobile perché gioca Immobile, ma non abbiamo grandi attaccanti. Adesso c'è Joao Pedro che è stato convocato Balotelli, si è fatto male Chiesa, che era quello che era un po' imprevedibile, qualche gol lo metteva dentro. Ci manca effettivamente, come scuola in questo periodo storico, l'attaccante forte. Ci sono due giovani del Sassuolo che stanno venendo fuori, ecco. Sì, sì, è vero. Ci dobbiamo però solo mangiare le mani per 3 rigori o 2 rigori sbagliati, saremmo già a pensare ad altre cose. Invece Certo. siamo qui a dover pensare di dover battere la Nord Macedonia e vedere se il Portogallo batte la Turchia. Vediamo, vediamo. È vero che loro hanno Hai Ronaldo, ragione. è vero che loro hanno Ronaldo, No, no, però hai noi ragione, hai perfettamente ragione, perché il calcio turco poi voglio vedere, no, che sono così sanguigni che non si sa però mai, sai, sono imprevedibili. li abbiam battuti, nel girone eliminatorio, ma abbiam battuto la Turchia. È sempre il solito discorso, Sì, no, hai sì, capito? non siamo mai contenti. Non Siamo siamo mai italiani da contenti. questo punto di vista, siamo italiani, non va mai bene niente, Senti una siamo cosa, i famosi 50 milioni di commissari tecnici. di te, che ultima domanda, il tuo pensiero riguardo al passaggio, come siamo, come affrontiamo questa situazione? Un po' più forti rispetto a quella del 2017, quando c'era Ventura e c'era un'andata e ritorno con la Svezia, pensando di, quindi sono dei legnoni, quindi li possiamo battere. E invece questa volta qua siamo molto più preoccupati, perché abbiamo quell'esperienza precedente che sarebbe veramente un danno mostruoso, quindi c'è una responsabilità maggiore sulle spalle di questa nazionale, però forse questo fatto ci crea anche magari una spinta in più, no? Io Più... credo che possa essere una spinta. Io personalmente da tifoso non sono pronto a dover affrontare 12 anni senza vedere l'Italia al mondiale, Sì. perché se saltano questi ci tocca andare al 2026 quando speriamo, se dovessimo saltare questa, forse ci qualifichiamo visto che diventano 48 squadre. Ehm, Questo sì, questo sì. questo è vero. Però, siamo l'Italia. Alla fine se non ci andiamo vuol dire che non ce la siamo meritata. E fino a 3 partite fa, le ultime 3 partite del girone ce l'eravamo ampiamente meritata. Ehm C'è stato un calo fisico. Non è e quando li incontriamo noi a marzo, saremo ancora nel pieno, magari all'inizio della stanchezza discendente del campionato, del girone di ritorno, però potrebbe essere che magari alcuni giocatori non hanno più questo grande impegno con la squadra di club, e quindi tutto sommato hanno la possibilità di forse concentrarsi ancora di più, no, È cioè una dopo... sì, potrebbe essere, però credo che il gruppo che ha creato Mancini abbia un'idea ben chiara e credo che Mancini sia stato un ottimo motivatore durante l'Europeo. Magari abbiamo vinto per fortuna, magari abbiamo vinto però non si arriva in finale proprio per sempre e solo per fortuna o per caso. Siamo Vuol stati dire che molto molto creativi, è stata una bella nazionale. Ci siamo la squadra che ha divertito di più, quindi non possiamo aver dimenticato tutto. siamo stati una squadra, perché le squadre che in questo momento sono in testa al campionato, sono delle squadre. Il Milan è una squadra, l'Inter è una squadra, nel senso che sono tutti uniti, si Sì, aiutano sì, uno a c'è vicenda questo concetto, esatto, e quindi il concetto è qua, le vinci se sei una squadra, e beh, è bello questo credo ragionamento, è vero, perché molte volte uno dice: "Beh, la nazionale è sempre un po'", però effettivamente viene dal tuo percorso personale. Questi sono anche dei certo, ragazzi più giovani, no, tolto quei 2 certo. o 3 che sono, diciamo, un po' più i Chiellini, Bonucci, no, che comunque rappresentano un po' la trave, portante, no, anche lo stesso Donnarumma, che comincia a essere un po' più come anziano, no, a livello Di di esperienza, certo. esperienza. Senti, siamo arrivati alla fine della trasmissione, quindi vabbè, insomma, speriamo bene, non andiamo più di tanto
ad approfondire questo ragionamento, cercheremo di goderci delle belle partite, poi come dici tu, se è assolutamente. destino è destino, cosa vuoi fare? Quindi È che credo che i ragazzini di adesso che non aver avuto la possibilità di vivere all'età a 7, 8, 9 anni un mondiale è una hai mancanza ragione nella questo, passione è tremenda, perché vero, io i hai mondiali ragione. me li sono divertiti tutti, me li Hai ragione, ricordo pensa tutti. no, perché tu vieni dalla tua esperienza professionale, che il core business sono i nonni e i nipoti, che quindi Mh-mh. regalano l'album Panini e i bambini che attaccano e aprono le fatidiche bustine di, figurine. È proprio questo, se viene a mancare un po' quella scintilla della passione di un calciatore in più o in meno, di una nazionale, di un giocatore della propria nazionale, ma anche delle altre in generale, quindi viene a mancare un tassello importante, è È vero? un'esperienza meravigliosa guardare le partite tutti insieme, esultare, sentire, vedere la città che si svuota durante le partite. Io mi ricordo quelle dell'82, avevo 20 anni, ma non è che però mi ricordo il silenzio fuori, il silenzio assoluto col Brasile, con Sì, l'Argentina. però c'era anche il baccano successivo, ecco, Sì, esatto, ed è in proprio mezzo quello alle il strade. divertente, è proprio Vabbè, quello il adesso posso diverten posso svelarti un piccolo retroscena. Sono entrato con la mia macchina dentro la galleria di Milano. Lo so. Si entrava da via Dante e si passava dentro. Io se ci ripenso ho detto: "Ma eravamo proprio degli Sì, scriteriati". Che eri meraviglia. un ragazzo e come tutti i ragazzi fanno delle cavolate. Poi dopo forse nel giudicare i ragazzi di adesso bisognerebbe che i genitori si ricordassero quello che facevano loro alla loro età, quindi proprio Infatti. discorso da vecchio, ma proprio, ma una roba Mamma ma mia, mamma mia. fastidiosa. Va Mamma bene. mia che antipatico. Allora a questo punto qua ti rivoglio più giovane, alla ripresa del campionato, quando ci sarà il post derby. Nel frattempo, c'è una comunicazione di servizio che è questa, ed è un calcio alla guerra, Milan Juve del 44 e altre storie, Davide Grassi e Mauro Raimondi, mi han dato appunto questa presentazione del suo Meraviglioso. libro, abbiamo già presentato qui con la presenza degli autori, e parteciperà Arianna Curti ed è a Milano, ex chiesetta del Parco Trottere, in via Giacosa 46 a Milano, angolo Viale Padova. E poi per ciò che riguarda il calcio, ma però è diciamo come si può dire, un'eccezione a diretta libro, dove abbiamo temi che trattano di tutto, ovviamente un po' meno di calcio. Tratteremo invece questo libro che, lo vedete, La Mh. Sampdoria 1991 di Luca Pellegrini e Luca Talotta, l'anno dello scudetto e le cose mai dette. Avremo ovviamente Luca Pellegrini, il grande capitano di quella Sampdoria, e quindi do appuntamento a giovedì per la presentazione di questo libro. Stefano, ci ritroviamo tra 2 lunedì, ok? Nessun Assieme problema. speriamo a Gianni Bellini, per parlare di bel calcio. Comunque in ogni caso sarà comunque una bellissima partita e non saranno ancora chiusi del tutto i giochi. Quindi Assolutamente. ci vediamo, ti ringrazio per aver partecipato Ringrazio a Che io calcio che te fa. e ringrazio Grazie. tutti quelli che ci hanno seguito. Spero Grazie di non mille. avervi fatto addormentare. Va bene, no, no, di sicuro. Grazie Stefano, buona serata. Grazie a Ciao. voi. Ciao, Ciao ciao, ciao, Fulvio, a presto. ciao, ciao. Abbiamo qua, ringrazio i commenti, risaluto subito Luigi Guelpa che hanno partecipato nella nostra chat, quindi Biagio Castagna, Gianni Bellini, Nestore Del Boccio, e poi all'ultimo si è inserito Fabio Arturo Vellutini, però parlavamo appunto di altri argomenti, quindi magari risponderà lo stesso Stefano in chat, visto che tu parli del gioco del Milan, quindi fai una considerazione ben precisa. A questo punto siamo arrivati alla fine della trasmissione, noi ci vediamo lunedì prossimo, parleremo probabilmente di nazionale, visto che appunto c'è il turno di riposo, e con Stefano Meregani e Gianni Bellini probabilmente ci rivedremo invece tra 2 settimane. Grazie ancora per aver partecipato a Che calcio che fa. Buona serata.